Amici bellini, allora un video speciale, un po' diverso dagli altri. Gli aggiornamenti sono importanti perché si è ritornato a giocare. Io do il benvenuto ad Agostino Fammiano e a tutti i nuovi iscritti, grazie mille. Ma oggi video che dedico e che ringrazio per la costruzione del quale, mamma mia come sto parlando bene, un amico bellino, Enzo, che si è messo là e ha ricostruito tutta quella che è stata la cavalcata dell'impresa del quarto scudetto. Quindi vi potete divertire se avete un po' di tempo da perdere a rivedere tutte le reaction, tutti i gol, le reaction a tutti i gol messe in un solo video. È un regalino che vi arriva da Enzo e che io condivido alla grande, quindi spammate sotto nei commenti grazie Enzo il Sereno, Enzo il Sereno. Poi, visto che c'è un po' di attualità sempre, ovviamente tutti stanno vedendo le storie di Osimhen, che in italiano dice solo il Gala, lo dice in italiano, caro mio, e mamma mia, e vabbè. Va bene, è bellissimo, i turchi sono tutti contenti. In 2 milioni sul canale del Galatasaray, mi ha segnalato un altro amico bellino, che stanno seguendo il volo del ragazzo e hanno postato sui social praticamente utilizzando la canzone di si dicevano che aveva solo il limonata, roba veramente che a scriverla in un film non ci riuscirebbe a fare. Quindi possiamo togliere da mezzo Osimhen ufficialmente e siamo contenti. Entrano un po' di soldi che magari possono essere reinvestiti. Voi lasciate un like se vengono investiti in un certo modo, perché io 2 video fa avevo ipotizzato la possibilità, un'intuizione che il Napoli, facendo delle mosse, potesse poi magari addirittura pensare di non spendere per l'esterno sinistro e magari prendere un terzino sinistro, sposti Spinazzola, puoi utilizzare McTominay in avanti e prendere un terzino sinistro. Guarda un po', succede che lo ritwittano tutti non lo ritwittano, insomma lo portano come esclusiva, che il Napoli sta ragionando su questa cosa qua, e proprio oggi vedi come si chiude il collegamento. Infortunio per Olivera, che esce insomma molto dolorante, gli hanno fasciato tutta la zona del polpaccio, infortunio dopo la partitella, durante la partitella, insomma caduto male, dobbiamo capire l'entità, però sai, è molto dolorante. Olivera spesso è un po' miracoloso, fa i miracoli, diciamo, e accentua molto quelli che la soglia del dolore è molto bassa. Spesso mi ha fatto prendere paura in nazionale e poi non era niente di che. Speriamo non sia niente di che, perché guarda come un mini infortunio a un mese dall'inizio del campionato ti comincia a far venire l'ansia e pensi: ma Olivera Spinazzola basterà per fare tutto il campionato e per fare tutte le competizioni? Quindi è una riflessione che il Napoli può e deve fare. Non vendi Mazzocchi e lo risposti a sinistra, adatti Juan Jesus, sposti quell'altro. Bisogna ragionarci seriamente su queste cose qua. Ovviamente non è che puoi tenere 4 giocatori per ogni ruolo, sarebbe assurdo, ma il Napoli una riflessione su come utilizzare gli ultimi soldi per le ultime sessioni, l'ultima sessione di mercato, gli ultimi movimenti, una riflessione secondo me va fatta, tenendo presente le liste, tenendo presente le coppie e tutte le cose. Da New York, Valerio Fluido è tutto, lasciate i like adesso e godetevi il resto del video se avete un po' di tempo, perché a rivedere le emozioni sono tante. Abbiamo vinto lo scudetto, non c'è da dimenticarlo, e non era nemmeno cominciata bene, vedete. Ma quello tanto peggio del 10° posto non si può fare, è vero? No, è vero, attenzione, 4 di loro, aiutatemi, no. Ma allora diventiamo virali oggi, liberamente. Benissimo. Guardate che casino là a centrocampo. Ecco qua, solo lui. Ecco qua. 2-0. Il Milan è andato sotto di 2-0. Datevi a vedere che macello hanno fatto a centrocampo, Oliver, tutti che inciampavano e nessuno che metteva un piede. Il Milan, ieri abbiamo visto il Milan, anche le squadre fanno fatica, l'Inter a pareggiare. Vediamo di pareggiare. 2 esordienti. Sono gli esordi, quelli che non hanno mai giocato. Vi ricordate quella frase? Ma quello serve l'ambientamento. Ti devi ambientare col calcio Italia. Conosce l'ambiente. Mosquera non conosce l'ambiente e sì. Ecco qua, un altro. No, doppia. Prega per noi.
Don Raffaele. Kvara delizioso! Delizioso! Di Lorenzo! Voglio il passaggio che ha fatto Kvara, è una cosa. Mamma mia. Kvara col sinistro! Mamma mia! Mamma mia, l'improvviso! L'ha fatto! L'ha fatto! Signori miei, la qualità, dasci la qualità e te ti tranquillizzi. Mamma mia, Neres! L'ha fatto! L'ha fatto! Un passaggio! L'ha fatto! L'ha fatto! E subito assist! Lo capite cosa vuol dire? Di Lorenzo! Madonna mia! Ed è gol! Ed è gol! Deviata! Bravo Lukaku! Bravo Lukaku! Vai Kvara! Vai Kvara! Kvaratskhelia! Sì! Piglia sta palla! Kvara! Bravo! Bravo! Bravo Lukaku! Yes! Ha già perso tutte le fantacalcio possibili! Yes! Buongiorno! 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 È confermato! Allora c'ho speranze al fantacalcio! Chissà avere sta reaction. Ed è finita perché non ci si offende. Nessuno offende l'altro con un po' di prudenza. Con una vera prudenza, secondo me. Non è male. In trasferta non è male. Un po' noiosa. Vai Politano, provaci a quel punto, bravo! Sì! Eccolo, Kvaratskhelia! Sta bene così! Bravo Lukaku, mamma mia, McDom! Vanno tolte le poltrone. Grazie. Anche il tavolo, no? Anche il tavolo, sì. Portiamo via anche il tavolo in maniera che... Allora sei un abitué del gol dopo 20 secondi! Mamma mia! Mamma mia, l'hanno fatto! E se lo sono anche meritati! Bel gol, bel gol! Male Meret, credo qua, eh! Bravo, bravo! Vai, vai, Lukaku! Olivera! Guarda Lukaku come si piglia il valore, bravo! È un po' di pressing, stavolta servaggio! Ma serviva il servaggio! Sì! Dai, i passetti di Lukaku. Eccoli. Madonna mia, ma siamo su cagate sotto. Vai Lukaku. Assist e gol, anche se come prestazione, ma va bene così. Stava quasi per cogliere i piedi di questo. No, non ci indonocchiamo di nuovo. Credete. Da finire 3-1, deve finire 3-1. Vai Neres! Neres! 3-1! 3-1! Mamma mia che vi ho detto! Mamma mia! Mamma mia, statevi bene! Bravo Di Lorenzo di Simeone! Un rigore! Un rigore! Ma tu ti rendi conto che a mo' che c'è sto rigore è asciutto Lukaku? Lo state pensando tutti? Amore mio! Amore mio! Eccolo! McDom! Maron! Ed è gol! Non voglio sapere niente! Non voglio sapere niente! Colpo di testa di quest'uomo qua che si stava addormentando! Bene! Provo che sta... Maronna mia uguale! Maronna mia Lukaku! Maronna mia uguale! Maronna mia Lukaku! Maronna mia tale quale! È almost tale quale! Signori, calma! Vi dovete calmare perché state urlando! Vi dovete calmare! Kvara! Kvara! Mamma mia! Mamma mia! Kvara! Zitto! McTominay! Zitto! Zitti! Niente! Non è successo niente! Dovete stare calmi! Occio! Cialanoglu! Occio! Ma che è? Tifoso dell'Inter? Che ha chiamato questo? Che cosa è questo rigore? Quello va proprio Dumfries sulla gamba. Aiuto, va proprio Dumfries sulla gamba che sta proteggendo. Aiuto.
Io non c'è mai, non lo vede proprio a Dumfries, sta solo mettendosi così per prendere il pallone. Aiutatemi. 19 rigori su 19, il che vuol dire che... È palo! Il che vuol dire che il 20 non lo fa! Di Lorenzo, hai fatto una magia assoluta! Sì! Lucacone! Di Lorenzo ha fatto una cosa con quello stop di petto, mamma mia! Che bello! Eritato non si poteva non sfondare, dai! Mo subito dentro Mazzocchi, Zerbini! McTominay! Proprio su assist di qua! L'esplosività di questo tiro, cioè la facilità di calcio, non l'ha manco controllato. Fortissimo, è un gol non banale. Aiuto! No! Proprio sulla palla persa da Neres! È finita! Signori, è finita! Questa è una mazzata incredibile! Perde la palla Neres, stiamo squilibrati, è stata buona! Dai Meret, dai, che non è giusto! Meret! No! Ce l'ha parato un gol! Igamaz! Vai Lukaku! È per forza gol! Sta bene! I due fantasmi, McTominay e Lukaku! Dai! Cribbio! Guarda Simeone come gliela data bene Anghissà! Vai Anghissà! Simeone, che bellezza! Esatto. Bravo Neres, eccolo Anghissà! Ha segnato proprio Anghissà! Aiuto, ho più paura di prima! Anghissà! Metti un bel cross per Anghissà! Riprovaci! Anghissà! Ho più paura di prima, attenzione! Lopo! Mamma mia! Palla pericolosissima! Chi ha segnato? Raccomando! Bravissimi! Esatto, sono molto più tranquillo, Dobbiamo fare qualcosa di meglio perché Vitigna? Perché questo solo lui? Falli laterali, signori, io lo dico sempre, non voglio ripetermi. Di Lorenzo. Piglia la spadone, lo sapevo! Ve l'ho detto! La spadone! Ve l'ho detto! Bravo Neres, dai! Premia quella sponda di Lukaku! Neres! Tale quale Polidar! Mamma mia, che gol che ha fatto! Se la devi tirare, guarda Pulisic come l'ha segnato, centrale, ma forte, ma un po' più alto. Mi fido di te. Vai! L'hai spiazzato! Bravo. Tirato veramente male anche questo. Schiacciandolo a terra. Ma va bene così. Vai Anghissà! Vai McTominay! Freddy, dove sta? Sta qua. Alla grandissima. Scotti! McGoal! Si è dormuto Dodò e ne devi approfittare. E ne hai approfittato. Comuzzo la partita, così ci ha fatto un numerone assist a McTominay. Ragazzi, capiamoci. Bravo Di Lorenzo, tirato col sinistro, bravissimo! E gol! È un grande gol! La fortuna non c'entra! Palo portiere non c'entra perché il concetto è perfetto! Il tiro di sinistro così, esattamente! Bravo Anghissà, madonna mia! Quelli facili non li fai! Quelli difficili li fa! Com'è possibile? Piano. Marò di sinistro. No, voglio che gol che fa? Aiutatemi! Oh, anche ancora per Daniele. Maro, quanto è bello Oriali, mamma mia, quanto è bello. Ciao. Mamma mia, come ha fatto a segnare questo? Come ha fatto a segnare così che stava tutto storto, coperto e si è girato? Male. Bello, cioè, la hit va a fanculo. Vai Politano. Marone l'ha fatto, finalmente l'ha fatto, bravissimo. E mi sa che Neres ha un altro assist. È bello l'iniziativa che ha preso Politano a venire dall'altra parte. Devi fare così perché ti segue una uomo, se cambi lato è l'unica. Bravo Napoli, dai. Bravo Neres, vai Anghissà, ti prego. Sì, McTominay sì.
proprio orchestrata come si deve. Quando si vede che deve essere gol per forza e non mi deludi. Il pressing di Anguissa, la prende, bellissimo. Quella è la zona di McTominay, non lo devi nemmeno guardare, lui starà là. Di Lorenzo sei andato a vuoto, aiuto, aiuto, si è squagliato, bravo Politano, e Cammaz! Di forza la fa... Agit, Di Lorenzo stava soffrendo. C'ha pure mo la motivazione perché doveva andare lui al Paris Saint-Germain. E mo deve dimostrare, doveva devigliare a me. Vai Zambone. Lukaku! 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 Calma perché impazzisco completamente. Sì! Politano. Sì! Da cambiato dove sta? Bravo, Maronna mia, su Ildiz. Bravo, Anguissa, no! Io ho passato per paese. L'ha dato. Sulla rete Anguissa. Vai Lukaku, ti prego. Vai Anguissa, sì! Perché non esulto? Sì! Non mi fa mettere paura. Mi fa annuzzangare alle esultanze che non esulti. Sempre per Daniele, sempre. Gli ha cambiato la carriera Daniele a questo. Politano col destro e io adoro. Ah, quanto è bello Reali. Mamma mia. Lukaku, McTominay. Madonna mia, che rigore mondiale. Mamma mia, McTominay. Mamma mia, me ne vado. 1-1. Tiro fortissimo. Ha tirato pianissimo. L'ha tirato bellissimo. Luke Cage. Andiamo avanti. Bravo Lukaku. Non la guarda mai la palla. Guarda sempre il portiere fino alla fine. E come bello Reali. Vai Spina. Maron. Spina. Il gol. Perché non è su? Perché è romanista? Aiutatemi. Perché quello è romanista? Perché Anguissa mi ha annunciato in canna perché Daniele è così. Spinazzola che non esulta, hai fatto un gol della Maronna. Calma. Questi hanno portato Andiche in attacco. Mamma mia, no, Angeligno. Non mirate. Sembra quasi che sei, poco. Allora. Lo sapevo. Ma per forza. Signori, io non ho niente da dirgli a questi ragazzi. Sono distrutti, sono stanchissimi, non hanno i ricambi. Vogliamo continuare a dire che abbiamo solo il campionato? Vogliamo continuare a dire che non abbiamo bisogno di campo? Io non ho niente da dirgli. Sono stati eroici. McTominay! Meno male, mamma mia, non mi stava piacendo. Bravo Scott. Fa proprio faccia a terra perché salta con un coraggio incredibile. Mamma mia. Ma i blocchi del basket sono studiati e funzionano. Ci aveva provato prima e adesso è riuscito. Madonna mia, il gol che ha fatto questo non è possibile. Non è possibile perché sembra un cross che diventa... Era uscito il pallone. Signori, prima che Mazzocchi la spara. Poi c'è stato il misunderstanding Juan Jesus Meret che onestamente... Tutto da capo, tutto da rifare. Raccomà, ce l'hai dato proprio a Isaac. Se andiamo, c'hai tutto il tempo. Oh, Locke, va bene, andiamocene, dai, andiamocene pro. Ma Isaac se non segna nemmeno se con noi diventa Modric. Raccomà, ce l'ha dato. Vai tu. Poi devi fare un Eurogol. E lo fai, contro di noi lo fa. Però, quando poi noi diciamo che i tiri da lontano ci provano contro di noi... Perché onestamente questo è abbastanza centrale, forte, fortissimo, però si può anche parare questo qua, Niente. Vabbè. Poi nel giorno in cui Caprile mantiene il clean sheet pure con l'Atalanta, ma sono proprio delle coincidenze perfette. Dai, è lunga, dai! Dai, Mazzocchi, sveglia! Di Lorenzo si pensava che c'era Politano là. McTominay che indusì. Vai Raspa, sì! Sì! Come nella simulazione, sappiamo già tutto. Provedel, un disgraziato male Meret qua. Miez e Kosh. Mamma mia, Raspadori Steve segna. Ed è gol! Chi ha segnato? Signori, chi ha segnato? Fatemi capire. Autogol, qualcosa, perché la palombella... Ah, un grande Marusic. E gol di Mazzocchi, non mi interessa. Uzime, torna tra noi. Perché è suo. Occhio, no, ma...
Madonna mia, madonna mia! Fa troppo male se ci arrivi troppo vicino, fa troppo male, ma è normale. Madonna mia, ecco mani, madonna mia, no, 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 no. Vabbè, chissà Cat stava, chi se lo compra questo pallone qua? Qualche idealista se lo può comprare. Vai Raspa! Vai Raspa! Bravo Raspa! Vai ad abbracciare Rachmani subito! Vai subito! Dia. No vabbè, la palla che gli dà Lobotka a Raspadori che inciampa. Vabbè. Di Marco, mamma mia che gol. Va bene. Ed è gol! Ed è gol! Non ci capite niente! Chi ha segnato? Fosse proprio Billing impazzisco, Billing. Madonna mia, fatemi vedere, non posso vedere, ma raccontamelo! Racconta, fai il telecronista! È Billing! 15 è Billing! Però ha già capito! Ah, lo può è Billing 2 volte! Stava zitta che lo tieni nelle tue sangue! Nelle corde degli chi te Billing!Assa fa marone! Ah, che bello! Quello è enorme, è lunghissimo! Paramount Plus? McTominay! Bravo! Lukaku! Bravo Gilmour! Lukaku col destro ci prova, ma Raspadori adesso lo fa! Ma Raspadori adesso lo fa! Imbazzati con Oriali e Belli. Guarda l'abbraccio di Oriali a Lukaku, io impazzisco. Bello Moise Kean, bellissimo. Gudmundsson è la delusione, è stato dichiarato la delusione di tutta la Serie A e con noi ovviamente il gol lo deve fare. Ci sta che ce la portiamo ai supplementari, così esce fuori la maggiore tecnica della squadra più forte. Ai supplementari ci sono ancora 15 minuti e poi eventualmente si va ai rigori, quindi aspettate. Sono 12 finali, 11 saranno senza dubbio 10 finali. No, 12 finali. 10 partite come 10 finali. No, 12 finali. Come mai? 11 finali. Non andiamo ai rigori. 12 finali. 11 Da finale la prima di queste 10 finali. 9 finali. Queste 10 finali 9 finali. Strano. Vai Politano, Maron! Sì! Così! Madonna mia, che bellezza! Che belle... Calma! Nel giorno di Lavezzi, Careca, Lemao, che bel gol che ha fatto Politano. Vai Matteo, Di Lorenzo assist. Pavlovic e Teo, ci vediamo dopo. Sembrano tutto... Ma è la telecamera del Napoli che parte forte. Signori, voi vi dovete iscrivere al canale, ma io non ho capito. Anzi, sapete, non me ne frega. Tanto arriviamo a 26.000 e l'importante è che ve li guardate i video col volume acceso. Che pure non vi iscrivete non fa niente. Vai Gilmour! Maron! Tira forte Lukaku! Sì! Senza tirare forte Lukaku! Piano! Stai tirando piano, indirizzando. Che altruismo Gilmour, io avrei tirato, sbagliando, avrei tirato. E questo va dedicato anche a Trevisani, la sua storia che Lukaku non segna mai ai top club e Yam. Al secondo gol al Milan. No, Hernandez solo. Ma per forza! Signori, io lo so che ve la volete prendere con Juan Jesus, però Jovic è scappato a buongiorno. Però vabbè. Avanti sa! Vai fino in fondo, Maronna! No, vai! Sì! Che bellezza!
bellezza. La palla lunga, Lukaku, no? Stava succedendo tra Lukaku e Lukumi. Fum, arriva anghissata dietro e poi la resistenza. Che bellezza. Aia. No. Ndoi ha segnato col tacco. Marianucci. Bello Lukaku, dai, Mecchi ci prova. Mecchi! La Mecche! Un gol alla PlayStation. Avanza, il tiro ce l'hai, premi con quei due tasti, quello là che viene il tiro più forte. Bravo! Eccolo là! 21 gol complessivi tra assist e gol. Mica banale sul primo palo, perché l'ha spiazzato, si aspettava il palo lungo. Doppio, devo scrivere perché è doppio, che è contro di me a fantacalcio. Doppio. E Lukaku ha fatto un assist. Fammi sentire. Come schifo chi sti che cartielli, tengono tutti i cartielli pronti e cacciano quando. Bello Raspa, dai, Scotti. E se non segna Scotti, chi deve segnare? E se non segna lui? Il cross di Raspa, turati nelle farfalle. Conte per vaffanculo va. Anche sa bene McTominay! E allora me la vuoi far consumare questa tazza? Me la vuoi far consumare? Si comincia bene ma vi dovete calmare. Perché state urlando? Vi dovete dare una calmata. Calma. Bravo Politano, ecco McTominay di nuovo, ma allora lo fai apposta! Ma allora è proprio una fotocopia che tu quando è proprio studiato in tutte le cose che si devono fare. Dai, vai Raspa. Vai che Scotti te la sposta. Raspa! Sì! La mette! Così. È un mini specialistino. Ce l'abbiamo. McTominay bravo, Lukaku. Sì! Che passaggio McTominay. E che la sensibilità col destro. Signori, non scherziamo, Non scherziamo proprio. Scherziamo. Occhio da solo a Meret. No. Chi è questo ragazzo? 17 anni. La parata slaitati, sai. Questo è autogol, ragazzi. Questo è autogol di me. Parata, palo, ginocchio. Vabbè. Dai, Raspadori! Per quelli che non si guardano la simulazione, Raspadori. Ne parliamo, ne abbiamo già parlato, ne parleremo ancora. Ne parleremo tanto. Madonna mia. No, non è possibile. Viviamo in una simulazione, non è possibile. Un cross hanno fatto e quello è saltato più. Non è possibile. Tu dici, ma quello tu hai lasciato Raspadori in campo, quello è corto, quello salta di testa Vasquez, invece c'era Billy. Politano, mannaggia! Bissek segnato dagli spogliatoi. Vabbè, è che di cosa vogliamo parlare? Non possiamo parlare proprio di niente. Un sinistro sotto la sembrava Benzema. Ha segnato la Lazio! Signori, ha segnato la Lazio, lo vedo, non l'hanno detto. Non è vero, lo porta Sofascore, non lo porta nessuno più. Voi non mi crederete, quindi faccio gli screenshot. Pedro, è uscito scritto. Ha segnato all'Inter, non ci mettete la speranza. Dumfries, alluato pure a Lukaku. Vabbè. No, c'è un rigore per la Lazio. Io non ce la posso. Ha segnato la Lazio. È arrivata la notizia dopo un po' di... Calma. Che sta succedendo? La Muresca, levate le mani da dosso Auriali. Sull'esterno sinistro, il controllo col sinistro, ora la porta avanti col destro, Spinazzola prova a puntare il suo avversario. La palla in mezzo verso Di Lorenzo. Riprova il Napoli ora sul lato destro. Politano punta l'avversario, stavolta palla sul sinistro, il cross al centro, mamma mia! L'ha fatto in rovesciata, l'ha fatto in scivolata, l'ha fatto in sforbiciata.
dovete stare calmi. Dovete sicuramente stare calmi. Prova l'1 contro 1, Lukaku in vantaggio stavolta su Yeremy Mina. Lukaku resta in possesso di palla, lo supera, Lukaku da solo davanti al portiere, ed è gol, 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 l'ha fatto Lukaku, l'ha fatto Lukaku. Giare in città ed Enzo Carbone con il suo con il suo supporto ci ricorda, spero che adesso scritto col 4, siate sereni.